Inizia la stagione 2013 del gruppo motociclisti pistoiesi, scorte tecniche e motostaffette al servizio della sicurezza nelle gare ciclistiche presso il ristorante Il Colono. C'è stata questa occasione per ripartire ancora una volta in una stagione che si preannuncia ricca di eventi e di appuntamenti per questo gruppo che ormai da tanti anni, Ignazio Bianchi fu il fondatore, cura la sicurezza nelle gare ciclistiche. È stato uno dei primi gruppi di motostaffette e scorte tecniche nel panorama nazionale e adesso è sicuramente uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la sicurezza in corsa. Enzo Massaro, titolare del ristorante Il Colono, che oggi ha ospitato la festa dei motociclisti pistoiesi. Il vostro ristorante da sempre vicino al ciclismo non poteva non essere così, questa è una zona ad alta densità ciclistica, però è un ristorante attivo tutti i giorni. Cosa proponete a chi arriva e vuole passare una bella serata al Colono? Sì, proponiamo un menù tipico toscano, prevalentemente, visto che siamo in Toscana, piatti con ragù di cinghiale, altri tipi di piatti toscani. In più ci stiamo specializzando con il pesce, quindi facciamo vari tipi di antipasto di mare, vari tipi di primi, a partire dal risotto con frutti di mare, le linguine, penna di scampi e poi pesce fresco, rombi, branzini, orate, tutto fresco, pesce di mare insomma. E anche l'intrattenimento al Colono non manca mai, anche musica dal vivo. Bravissimo, infatti con questo incominciamo a fare delle serate che partirà da martedì 29 gennaio e questo è per un pubblico di giovani e facciamo delle serate con degli antipasti, del giro pizza a un prezzo molto basso, un prezzo a 10 euro a persona. In più ci sarà musica live e dopo la cena ci sarà intrattenimento e quindi balleremo fino a tarda notte. Alessandro Beccherucci, consigliere del Comitato regionale della Federciclismo, non poteva mancare a questa rimpatriata, a questa festa che apre la stagione 2013 del gruppo motociclisti pistoiesi. Una garanzia sulle corse in bicicletta, questo è il primo punto, sono gli angeli custodi dei corridori. Ma io sono molto di parte. Come ho detto prima, mi hanno concesso di parlare e di portare il saluto del Presidente, perché il Presidente del Comitato regionale non è potuto esserci perché, come sapete, ieri c'è stato il convegno nazionale, quindi ha mandato me, anche perché praticamente io ho vissuto la realtà delle staffette con l'OCIP, l'Organizzazione Ciclisti Pistoiesi. Quindi sono molto di parte, sono molto sensibile a questa organizzazione che ho visto nascere e crescere, grazie anche all'apporto incredibile di una persona che non è più con noi oggi ma è sempre nei nostri pensieri, che è Ignazio Bianchi. Ignazio Bianchi e Romano Giannoni hanno creato questa opportunità per la Toscana, che poi fortunatamente si è allargata su tutto il territorio nazionale, creando credo 50 gruppi di motociclisti che sono gli angeli custodi, oltre alla polizia stradale, delle corse motociclistiche, essenziali con le scorte tecniche, essenziali per tutto, ma non devo essere io a fare un plauso a queste persone, sono loro stesse che dimostrano con quello che fanno, con il numero di persone che ci lavorano, che riescono soltanto loro a superare a tutti i problemi che sono derivati dal traffico. Ecco, il gruppo motociclisti pistoiesi, parlando di sicurezza, si rapporta direttamente con la Commissione Sicurezza, direttori di corsa. Ci sono delle novità sotto questo punto di vista anche a livello nazionale? Sì, fortunatamente sì. Dunque, a livello nazionale, essendo stato fatto il Consiglio federale ieri, non ci sono poi queste grandissime novità. Sicuramente c'è un allineamento del Comitato regionale a quelle che sono le disposizioni del Consiglio federale. Fino all'anno scorso la commissione era suddivisa in due commissioni, direttori di corsa da una parte, sicurezza dall'altra. È idea del Presidente, condivisa da tutto il Comitato regionale, di creare un'unica commissione che si chiami direttori di corsa e sicurezza. La commissione è stata creata, fortunatamente mantenendo dei pilastri sostanziali. Non dovrei fare nomi, ma tanto qui siamo tra amici, quindi posso certamente dirlo, come la sicurezza di un Adriano Gambacciani, in quanto attiene alla direzione di corsa con il suo gruppo, e Egiziano Villani, che approfitto a salutare in questa occasione che mi dà Daniele. Chiamo Daniele perché ci conosciamo, siamo nonni entrambi, ci conosciamo da talmente tanto tempo che mi permetto di chiamarlo Daniele, di poter tramite la vostra emittente augurare a Egiziano una pronta guarigione.
perché peggio spregio non poteva succedergli ieri di cascare in mountain bike, tanto per parlare di sicurezza, di farsi male e non esserci qui. Comunque questa commissione sarà una commissione che fortunatamente a livello regionale sarà implementata, ci saranno nuovi elementi che porteranno il loro apporto significativo per il completamento di questa grande attività che è quella di direttori di corsa e sicurezza. Egiziano mi ha dato la disponibilità, ufficialmente non potrei dire nulla, ma il presidente Bacci martedì li incontrerà per vedere come sviluppare insieme a me, che farò fortunatamente, mi è stato dato questo impegno che a me piace da morire. Capitemi tutti, io nasco dall'OCIP che organizza gare, nascono i motociclisti OCIP che le tutelano. Quale maggiore soddisfazione potevo avere io, appena eletto come consigliere regionale, di essere il coordinatore di questa commissione a livello regionale. Il massimo lo poteva dare il presidente. La Toscana esce dall'Evico Terme senza rappresentanti nel Consiglio nazionale, ma può vantare, e oggi ne è una prova, di gruppi che tutelano la sicurezza e di gruppi di eccellenza sul proprio territorio. I motociclisti pistoiesi ne sono un esempio, per Pistoia un vanto, sono un punto fermo della sicurezza nelle gare in tutta Italia. Sì, il gruppo motociclisti pistoiesi è uno dei primi gruppi sorti in Toscana e rimane, dice, come sono stato il primo e rimango il migliore. Infatti è un gruppo sempre omogeneo, un gruppo numeroso, un gruppo che sa fare il suo lavoro, con tutti i ragazzi specializzati in scorta tecnica, perciò qualsiasi manifestazione possono coprirla. È un gruppo che ogni anno vanta sempre dei ragazzi nuovi e giovani anche, che entrano a far parte di questo sodalizio, e senza di loro le manifestazioni sarebbe un guaio. Anzi, direi, non si potrebbero fare manifestazioni ciclistiche. Pistoia si appresta ad iniziare una nuova stagione nel 2013, sono già stati fatti i calendari, qual è le prime sensazioni su questa stagione che sta per iniziare? I calendari giovanili, sia esordienti, giovanissimi, allievi, ancora non si sono fatti. Sono fatti solo agli juniores e dilettanti, che non è che ci sia stata una grande richiesta da parte delle società pistoiesi, comunque più o meno a livelli del 2012. Mi auguro che non si perdano delle gare sia nelle categorie allievi e esordienti e in particolar modo i giovanissimi. Penso che questo sia un calendario abbastanza nutrito. È l'anno del Mondiale 2013 e Pistoia si appresta, secondo quanto concordato anche con i vertici federali, ad ospitare una struttura che darà la possibilità ai ragazzi di praticare il ciclismo in sicurezza. Questo, io sono dal 98 che sono presidente del comitato provinciale, e già da quell'anno lì si cominciò a parlare di un ciclodromo in provincia, quando per una cosa, quando per l'altra. Siamo arrivati al 2013 e ancora non ce l'abbiamo. Questa opportunità che è stata offerta proprio in occasione dei mondiali, grazie anche all'interessamento e alla caparbietà proprio di un sindaco come quello di Ponte Bugianese, che ha fatto di tutto per poter realizzare questo ciclodromo nel proprio comune. Questo è già stato fatto il piano regolatore, è già fatto il cambio generazionale del piano regolatore e ora si aspetta di poter partire. Ci sono ancora delle prassi burocratiche da parte dei dirigenti della provincia e poi si passerà all'appalto. Io mi auguro che perlomeno la struttura sia non tutta completata, ma perlomeno una buona parte per l'inizio dei mondiali. Domizio Spadi, una delle anime dei motociclisti pistoiesi, inizia una nuova stagione. La seconda senza Ignazio Bianchi, quindi ancora una volta si prosegue per onorare il ricordo di colui che ha fondato questo gruppo e che lo ha reso grande e uno dei migliori in Italia.
Sì, questo nostro continuare a fare questo servizio di scorta alle gare ciclistiche continua quello che nacque da Ignazio Bianchi e l'idea di Ignazio Bianchi. Noi la tiriamo avanti nella soluzione migliore, cerchiamo di migliorarci tutti gli anni e cerchiamo di dare a tutti i nostri motociclisti uno spunto per garantire, perlomeno per garantire la migliore riuscita alle gare ciclistiche. Questo è quello che gli organizzatori vogliano e noi questo è quello che gli si dà. La presenza delle scorte tecniche delle motostaffette alle corse è sinonimo di sicurezza. Per garantire la sicurezza serve professionalità, serve formazione delle scorte, serve tanta esperienza, tutti ingredienti che sono all'interno del gruppo motociclisti pistoiese. Allora, la Federazione Ciclistica sta progettando qualcosa per quello che riguarda il discorso corsi di formazione alle motostaffette. Io condivido in pieno quello che è i corsi di formazione, perché naturalmente uno che si avvicina a questo sport, a questa attività, è indispensabile che abbia un minimo di formazione. Noi al nostro interno facciamo già una formazione nostra, fatta da persone che hanno più esperienza, e facciamo anche quello che riguarda l'insegnamento a chi si avvicina a questo. Perciò però ritengo che una delle cose indispensabili sia fare un tirocinio, un'attività iniziale affiancati a noi per capire come funziona il meccanismo. La ritengo, dopo aver fatto i corsi, la ritengo una delle cose più indispensabili. Sempre più rara ormai la presenza della polizia stradale al vostro fianco, il vostro ruolo diventa ancora più importante. Ormai solo nelle gare nazionali ed internazionali potete contare sul supporto della stradale. Ma credo che un buon gruppo che riesce a gestirci anche da soli, probabilmente la polizia stradale ha un'altra figura. La polizia stradale è quella che fa l'alto da lontano, cioè l'utente della strada gli si ferma con un piccolo cenno, noi dobbiamo insistere un po' di più. Ma credo che un buon gruppo che riesce a fare quello che facciamo anche noi, che fanno forse anche altri gruppi, credo che sia indispensabile, perché la professionalità è quella che riguarda la volontà, la professionalità, la volontà di fare, di riuscire, probabilmente rientra nel nostro organismo, nel nostro organico, e con questo si risolve. Certo, la polizia stradale è un peccato averla persa, perché alcune gare, secondo me, la polizia stradale è indispensabilissima. Dicevamo, gli ingredienti fondamentali per la sicurezza sono la formazione delle motostaffette e delle scorte tecniche e l'informazione dell'utente della strada. Sotto questo punto di vista, a che livello siamo? Sull'informazione all'utente della strada hai toccato un tasto che io per ora non ho toccato, ma è una nostra lotta che facciamo. Qui non possiamo intervenire a livello di gruppo, a livello di personale. Io mi auguro che con la nuova presidenza, che poi è sempre nella stessa figura di Renato Di Rocco, e che con il Consiglio federale si vada a lavorare su questo, perché questo è la cosa più importante, che a noi serve, ma che serve a tutto il movimento ciclistico, degli spot pubblicitari, immagini televisive, nelle autoscuole, farlo anche inserire nel codice della strada. Non so quanto sarà facile, ma uno che va a prendere la patente deve trovare questo articolo che gli dice che quando trova una gara ciclistica questo si deve fermare. Non è così, purtroppo non è così, ma qui lottiamo. Auguriamoci anche che il Consiglio federale regionale, insieme al Consiglio regionale, abbia recepito questo messaggio e che, da come le voci sono, si faccia una lotta per non andarci a far rischiare la vita così, proprio perché siamo dei volontari che andiamo alle gare per volontà, però poi dopo ci ritroviamo con l'impatto anche violento con l'utente della strada, e può esserci l'incidente, può esserci anche la cosa grave, come a volte sono successe. Lì ci vuole un'informazione sicura. Alessandro Lazzarini ha raccolto poco più di un anno fa il testimone di Ignazio Bianchi, un incarico non semplice, guidare un gruppo che per tanti anni Ignazio aveva guidato e portato ad altissimi livelli. Dicevamo con Domizio Spadi che comunque vada il gruppo è cresciuto e tanti giovani si sono ancora affacciati. L'impegno dei motociclisti pistoiesi continua anno dopo anno. Sì, in effetti
l'eredità, almeno sulla carta, era un'eredità pesante. Poi comunque con la collaborazione di tutto il Consiglio e con l'aiuto anche di tutti i motociclisti, perché questo gruppo poi si è rilevato un gruppo molto unito, probabilmente grazie al lavoro che Ignazio Bianca aveva fatto, perché da questo aspetto bisogna ringraziarlo non una ma 100 e 1000 volte per il lavoro che aveva fatto fin qui, e che ha facilitato anche poi il lavoro di chi è subentrato, cioè di me e di tutto il resto del Consiglio. E abbiamo portato a termine un'annata 2012 sicuramente molto positiva sotto tutti i lati di vista, sia per quanto riguarda numeri ma anche per i servizi, per la qualità dei servizi e per il lavoro svolto da tutti i motociclisti. Ecco, un 2012 che si è chiuso con, diciamo così, un mantenimento dei livelli del 2011 non era facile perché molte corse purtroppo sono state perse. Il 2013 si sta per aprire e tra qualche settimana si rinizia con la stagione e già qualche servizio ormai in vista. Sì, abbiamo già in programma dei servizi, naturalmente siamo già in una situazione che difficilmente ci fa, anche essere ottimisti, difficilmente ci fa prevedere il mantenimento dei numeri del 2012 e del 2011. Comunque bisogna essere fiduciosi e cercare di continuare a fare il meglio possibile, anche se poi a fine stagione si dovesse constatare un calo di numeri. Tanto l'entusiasmo che c'è in questo gruppo, un gruppo che quest'oggi si è ritrovato qua, un gruppo che però sulla strada sono amici, ma quando parte la corsa diventano dei professionisti della sicurezza. Certo, quello è l'impegno che noi chiediamo a tutti i motociclisti che vengano con noi. Fino a che siamo in trasferimento, fino a che la gara non parte, siamo un gruppo di amici, c'è tempo anche per le battute, per la burla e per lo scherzo. Quando la gara parte, allora vogliamo la massima professionalità da tutti.